Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Biasantes, ancora una volta in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Giovedì scorso ci hai preannunciato che ci avresti parlato di sculture e soprattutto citando nello specifico Sassari per andare in uno studio, lo studio di Sartorio, Giuseppe Maria Sartorio. Giuseppe Maria Sartorio. Uno dei maggiori esponenti della scultura della seconda metà dell'Ottocento e del primissimo Novecento, perché poi è scomparso in circostanze ancora oggi non così chiare. E andiamo nello specifico a Sassari, in uno dei due studi che aveva qui in Sardegna, l'altro è a Cagliari, perlomeno di quei due studi conosciuti. Ed è un personaggio veramente importante e interessante e segue quel filone che abbiamo ripreso nelle due puntate precedenti, no? Della personificazione, quindi stiamo parlando, no? Di questi aspetti. Dove possiamo vedere le opere di Sartorio? E proprio per questo discorso della personificazione tu vedi in Sartorio, nelle opere, le vedi principalmente nelle chiese e nei cimiteri, quindi nel cimitero monumentale nostro di Sassari vediamo molti busti e anche altri tipi di opere, no? Composite, composte. È un grande ritrattista. Quando tu vedi certi dettagli di alcuni busti, di alcuni ritratti, no? Su marmo di questo personaggio, di questo grande scultore, rimani affascinato e dici che effettivamente ricorda i grandi scultori. E oggi nello specifico vediamo appunto questo piccolo, no? Inserimento, no? All'interno del suo studio a Sassari, siamo nel fine Ottocento, dove Pompeo Calvia è andato ospite, si conosceva. Dove era ubicato lo studio? Sì, il suo studio non è ancora certo, c'è qualche, diciamo così, indizio che però si trovava in corso Vittorio Emanuele II. Un suo allievo, perlomeno uno di coloro che hanno anche lavorato con lui, non sappiamo, Usai, che aveva, lo vediamo anche da alcune immagini, il laboratorio nella parte finale del corso. Quindi il corso al tempo era veramente un centro importante per una marea di negozi, sia alimentari o di altro genere, ma soprattutto artistici, anche verso la fotografia. Cosa fa Pompeo Calvia? Va a trovarlo e va a vedere che cosa c'è. Quindi immaginiamo in alcune condizioni, in alcune frasi che lui ci dice qual era l'atmosfera di questo ambiente. Ricordiamo che questo scultore nasce praticamente nei primi anni 50 dell'Ottocento, nasce nel Regno di Sardegna, ancora lì era nel Regno di Sardegna, nel Vercellese, riesce ad avere poi come grande intagliatore a fare alcuni corsi, a formarsi, no? In alcune di queste botteghe, in alcune zone vicine, se non ricordo male da questo maestro Antonini di Varallo, quindi siamo in quella zona, poi riesce ad avere le prime commissioni. E da queste prime commissioni ne ha una particolare che lo fa innamorare della Sardegna perché gli danno l'incarico di fare il monumento a Quintino Sella, il politico famoso, no? Che ha dato una grossa mano per le miniere ad Iglesias, ancora oggi visibile. E lì si vede la fattura di quest'uomo. Ricordiamo Sartorio, per ritornare a Sassari, è colui che ha fatto il monumento a Vittorio Emanuele II, quindi in Piazza d'Italia da noi, e si vede qual è la maestria di questo personaggio. Si innamora della Sardegna, in qualche modo riceve una marea di commissioni e quindi Pompeo Calvia dà alcune riflessioni all'interno di questo, immaginati, grandissimo, enorme studio, che sia uno studio che laboratorio ovviamente, con una serie di lavoratori al suo al suo stipendio, no? Sotto il suo stipendio pagati da lui, e anche dei maestri che seguono, no? Dei sottomaestri, diciamo così, chiamati allievi in quelle cronache. Ne cita due in particolare, questo professor Betteo, e già il fatto che si dica professore vuol dire che ha già, no? delle particolarità in quell'ambito, no? Professionali, e poi questo Bernasconi, particolare. Ovviamente non sembrano due cognomi sassaresi, e lui ci dà delle disposizioni. Parla soprattutto di questo bellissimo monumento da mettersi al cimitero monumentale di Sassari, e anche, dice, all'interno dell'isola, quindi alcune di queste opere che lui descrive poi magari non saranno qui proprio a Sassari, di questa Eugenia Pizzolo, piccolina, quindicenne, e quindi dice esattamente quali sono le fattezze, oppure di quello che oggi possiamo vedere del monumento della famiglia Chirolo, e lui in questo medaglione, dove c'è il ritratto appunto del defunto, del genitore insomma di queste persone, dice espressamente Pompeo Calvia, ha un fare del Canova, ecco che riporta il nome di Canova. Questo significa che
l'importanza di Sartorio all'interno della comunità sassarese, cagliaritana e isolana per quanto riguarda la bellezza e la teatralità delle opere d'arte che lui ha dato, significa che la Sardegna non è assolutamente stata esclusa da un periodo storico di rinascita, no? Soprattutto con l'Unità d'Italia dal punto di vista artistico. E Pompeo Calvia ci dice anche che grazie a lui e alle spese che ha fatto, quindi immaginiamo evidentemente che certe commissioni magari non saranno state, no, dal punto di vista del denaro allo stesso modo rispetto a quello che l'opera d'arte era. Ricordiamo opera d'arte sia in marmo ma anche poi con altri supporti, bronzei, quindi insomma la lavorazione è tanta, altri tipi di pietre come trachiti per esempio, no? E lui ne descrive alcuni di questi aspetti e noi sappiamo che i costi sono grandi, ma anche i costi non solo, insomma reperire il materiale non era magari così facile come oggi, possiamo utilizzare questa frase. Ecco che ci dimostra la grande importanza di questo personaggio che deve essere certamente rivalutato, riscoperto sempre di più. È vero che sono stati scritti molti validi lavori su di lui, assolutamente, però sai, il fatto che sia morto negli anni 20 circa, nel 22 se non ricordo male, nella tratta che va da Olbia verso insomma, il continente, perché lui aveva anche un grande studio a Roma, oltre ad altri studi a Torino, e sia morto così nel piroscafo, ma a quanto pare il corpo non è mai stato ritrovato, e solo una ventina d'anni dopo gli sia stata data così, la certezza di morte, no? Ti fa capire che effettivamente, chissà, questo artista era, no, avvolto da un alone misterioso così particolare, dove il genio è visibile ancora oggi. Quando tu guardi un'opera di Sartorio ti viene proprio da capire che aveva una sensibilità, no, che oltrepassava la materia, per dare una bellissima opportunità a chi aveva un caro, no, morto, defunto, di poterlo in qualche modo rivedere in quell'opera. Questo è il senso della personificazione scultorea e del simbolismo di Giuseppe Sartorio. Bruno, dici come ci dovremmo comportare la prossima settimana? Sicuramente andare a vedere le opere di Sartorio. Entro la prossima settimana. No, di cosa parleremo giovedì prossimo? Andremo a vedere un'altra opera d'arte di Sassari, importante, che molti Quindi non rimaniamo conoscano. Sì, perché è importante, anche perché, insomma, poi parlando con diverse persone, se non ricordo male, ne parlavo anche con l'editore, parleremo della Fontana di Rosello, ma non come la vedete oggi, neanche come si poteva vedere 400 anni fa, ma in un dipinto. Ah, ok. Va bene. Amici, grazie per essere rimasti con noi, grazie a Bruno Lombardi come sempre per le sue testimonianze, sempre ovviamente molto importanti, e a voi l'appuntamento ve lo diamo come sempre, anche qua, nel vostro telefonino ma anche a casa, nel vostro smart TV, ricordatevi sempre www.teleg.tv. Grazie ancora.